I militari della Capitaneria di Porto hanno trovato sopra un barchino soccorso al largo di Lampedusa il corpo di un neonato di soli 20 giorni. Sul natante erano presenti in tutto 36 persone, tra cui 9 donne e 2 minori. 2 avevano ustioni gravi. L'imbarcazione di fortuna era partita da Marès in Tunisia. I medici intervenuti durante lo sbarco dei migranti al molo Favarolo hanno confermato dopo una prima ispezione quanto dichiarato dalla madre. Li abbiamo visti arrivare tutti inzuppati, tremanti, dice il dottore Francesco D'Arca, responsabile del poliambulatorio di Lampedusa. La mamma, una ragazza ivoriana giovanissima di 19 anni, ci ha raccontato che il piccolino già stava male prima della partenza. Voleva raggiungere l'Italia per farlo curare. Ed invece, quando la motovedetta, attorno a luna di notte, è arrivata in porto con a bordo i naufraghi salvati su 3 barchini intercettati al largo, ad accoglierlo c'era solo una bara bianca che lo aspettava al molo Favarolo di Lampedusa. L'ennesima che si andrà ad impilare nella camera mortuaria dell'isola. Sulla salma è stato subito disposto ed eseguito l'esame cadaverico e il medico legale non ha riscontrato segni di violenza, decretando che la morte del neonato sarebbe avvenuta a causa del freddo e delle sue fragili condizioni. La procura di Agrigento, attraverso il suo facente funzioni, Salvatore Vella, ha disposto il nulla osta per la sepoltura del corpicino. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, è stata trasferita insieme ai suoi compagni di viaggio all'hotspot di Contrada Imbriacola. Sono notti sempre più difficili in mare. Nelle scorse ore l'equipaggio del veliero Nadir ha aiutato a salvare oltre 200 persone a bordo di 5 carrette del mare. Una barca si è capovolta durante un'operazione di soccorso della Guardia Costiera Italiana, ma tutte le 37 persone sono state salvate. Quello che davvero mi indigna, commenta il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino dopo l'ennesima vittima dei viaggi della Speranza accolta sul suo territorio, è che ci sono numeri da guerra e nessuno interviene. Mentre si litiga sulle ONG, di fatto l'Unione Europea continua a rimanere ferma e sorda sulle proprie posizioni.